Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, nuova puntata sotto il cielo rosso azzurro. Siamo pronti e vorrei dire anche abbastanza carichi, soprattutto dopo quello che è stato il risultato del Catania ieri contro la Salernitana. Eravamo, come dire, un pochino sul chi va là, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, super meritato, e come sempre noi siamo in diretta pronti a parlare con loro. Buon pomeriggio a Piero Borzì, Ferdinando Toro, il mister di 100. Ciao Meli, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Mary. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti quelli che sono in ascolto. E se oggi siamo qui un'altra volta per commentare fortunatamente un'altra vittoria del Catania, una bella vittoria, una vittoria che il Catania l'ha voluta, l'ha cercata, una vittoria che era fondamentale sia sul piano del morale sia sul piano della classifica, perché adesso così ci mettiamo proprio a un punto e siamo tutti quanti lì senza distacco. La prossima settimana, domenica, affronteremo il Benevento, che è proprio lì a un passo, perché siamo tutti quanti lì a un punto, e questa era una vittoria fondamentale. Parlavamo l'altra volta di continuità, ecco, il Catania ha dimostrato la continuità. Ancora, voglio dire, non è tutto, abbiamo bisogno di dimostrare ancora, perché ci vuole. Piero, un commento a caldo? Ma guarda, una prestazione super secondo me. Il Catania si è dimostrato di essere una grande squadra, una squadra che dirà la sua fino alla fine. Magari i ricambi, vedi come vuoi tu, però la squadra proprio è andata bella, limpida in campo, tranquilla e diciamo proprio da grande squadra, anche se onestamente ti dico la verità, la Salernitana non mi è sembrata tutta questa squadra da meritare il primo posto. Però Piero, io penso che, e questo lo chiedo al mister, secondo me, al di là del discorso dei meriti della Salernitana, intesi come, secondo me c'è anche i meriti da dare, meriti a Toscano, perché è riuscito comunque a bloccare in tutto e per tutto la Salernitana, anche se ha avuto quel giro palla e il possesso palla, ma sempre sterile. Anche il Siracusa aveva fatto lo stesso giro palla. Forse è proprio l'atteggiamento di Toscano, è proprio che lui che lo chiede, forse, no? Ma guardavo la TV che si spegne. Sì. E ora questo adesso lo sistemo. Vai, fate finta di niente. Tanto loro non lo vedono. Questa è una cosa internostra, capito? È internostra. Stavo rispondendo al rullo perché sono in tanti che stanno scrivendo, e comunque diciamo anche che sono tutti molto, molto orgogliosi e molto felici di quello che sta succedendo e di come il Catania sta andando. Salutiamo tutti coloro che sono sempre presenti. Ragazzi, a gennaio compreremo ancora altri giocatori? Questa è una domanda che arriva. Sapete questo qualcosa? non lo sappiamo. Intanto io volevo analizzare la partita, Okay. Avevo fatto la domanda a mister Decento. Io, caro Ferdinando, allora quello che un attimino è stato detto al Catania nel momento in cui ha preso i 4 gol di Cosenza è stata una critica totale. Mi riferimento ai giocatori che il Catania ha già, non a riferimento al perché sono scarsi i giocatori, ma al perché del comportamento. E quello, bene o male, il discorso che avevamo fatto da 2 settimane, negli spogliatoi credo che si siano chiarite tante cose e sta squadra sta cominciando a giocare bene. Ieri, a prescindere da Siracusa, ha giocato veramente un buon calcio. Quindi, come dici tu, bisogna dare merito a Toscano di aver inquadrato la squadra. Si parlava settimana scorsa, giocava forte, non gioca forte, gioca di... A Caturano ha schierato la stessa squadra identica, Sì. perché a questo punto la squadra sta crescendo nei movimenti, sta crescendo nella, come ti posso dire, nella continuità. Anche nella fiducia, proprio nella fiducia di ogni giocatore. Però è anche vero che ecco perché a gennaio, secondo il mio parere, non ci vuole nessuno, che la squadra è completa, ragazzi. La squadra oggi c'è poco da discutere. Ieri è stato emblematico, sono usciti 2 centrocampisti, dentro 2 centrocampisti di valore.
Mister, io riguardo a questo a gennaio non lo so, ho diciamo un mio pensiero, no? Un centrocampista lo inserirei, lo sai, soltanto per il discorso che magari Quaini tante volte praticamente è molto irruento, no? Nelle sue entrate, e quindi va spesso in ammonizione e quindi domenica appunto salterà. Quindi io un centrocampista lo inserirei. Scusami, ma chi è entrato? È uscito fino al primo tempo, è uscito. Chi è subentrato? Aloi. Perfetto. Aloi. E dopo di uscito di Tacchio chi è subentrato? Orbari. Quindi ma cosa stiamo cercando ancora? Però lo sai, il campionato è lungo, magari credo che alla Però, lunga... Piero, te la posso dire una cosa, secondo me, al di là di tutto, questo ragazzo, vedi, quando alla fine il cartellino l'ha rimediato per una protesta, secondo me è tutta colpa sua. Quando è su sistemi di gioco, a volte gli arbitri valutano in modo errato. Secondo me il giallo non c'era in quell'occasione, forse solo perché alla fine magari è arrivato, è stato no, è arrivato un po' irruento, però io non credo, cioè non voglio dare la colpa al fatto che ha rimediato un cartellino, perché ieri anche di Tacchio, e sappiamo quanto è difficile giocare come gioca Di Tacchio con un cartellino giallo per quasi tutta la partita, perché alla fine la munizione è arrivata, ho capito, però io guardo più a casa mia e non a casa degli altri, no? Però dico, non è facile. Secondo me, magari quello di Tacchio il cartellino c'era, forse per colpa del campo bagnato, un po' si scivolava, però io non mi va di penalizzare Quaini, perché comunque Quaini, secondo me, sta dimostrando, per ogni partita che sta giocando, sta dimostrando molta maturità, ma a livello calcistico. Magari qualche cosa altra qualche defezione ce l'ha sulle entrate, che risulta essere sempre ruente, però è uno che secondo me è molto attaccato alla maglia, è uno che sposa la causa, è uno che ci può stare. Sono d'accordo, ribadisco, per me non bisogna cambiare nulla, almeno che qualcuno voglia andare via per problemi, che vorrebbe giocare di più, vorrebbe giocare di meno, però la squadra così com'è, ma lo ha dimostrato ieri, Piero, la squadra ieri ha dimostrato anche con i ricambi, anche è vero che poi la Salernitana si è sfaldata totalmente, ma dovevamo fare qualche gollino in più, magari un po' di freschezza di Rolfini. Le occasioni le abbiamo avute. Ecco, bravo. E quindi poteva chiudere di più. Però io ti voglio dire, mister, a gennaio, se tu sei sopra, no? Sei in un punto di classifica dove tu puoi ambire, no? A qualcosa di oltre i playoff. Magari l'inserimento di un centrocampista di qualità, perché vedi che c'è, per esempio oggi, notizie di oggi, tu vorresti Capomaggio, perché no mi pare lui è un grosso giocatore, lo ha dimostrato. Allora io ti dico una cosa, io non farei il Capomaggio, perché come sappiamo Toscano col play non gioca, ma anche un Krisetic che ha lavorato tanto con Toscano, benissimo. E potrebbe essere un'alternativa a Di Tacchio, perché gioca sul mancino, e sarebbe tanta roba, anche se oggi, per esempio, notizie di oggi, Gherardi è stato rinnovato il contratto e stanno rinnovando in tanti, Jimenez ancora non se ne parla, quindi io a fronte di questo... Posso dare una notizia che secondo me, una notizia, diciamo, un mio presentimento, e secondo me Jimenez da qui a qualche giorno rinnoverà. Ma no, per me no, già Jimenez secondo me è fuori da questo progetto, non lo so, è un mio punto di vista, E questo è il mio pensiero. però ti dico una cosa, magari tu a gennaio, inserendo un centrocampista che ti alza un pochettino la qualità, e poi non ritoccherei nulla, come dice il mister, perché la squadra sta girando. Roffini ieri, ragazzi, abbiamo visto, appena entrato, si vede il calciatore che è. Anche se tutti, lo sai, aspettano Caturano, però secondo me Caturano quest'anno... Scusami, ti interrompo un attimo, non ti nascondo che vorrei vedere una partita intera a Caturano, partire dagli inizi, perché quei 10 minuti che ha fatto 2 settimane fa ha fatto vedere qualcosa, qualcosa. Però sinceramente avevo il piacere di vederlo giocare nel Catania Calcio per 90 minuti. Ieri diceva... E vedere un attimino come si muove nel contesto di questa squadra, lascia stare il Potenza dove era prima, in questa squadra come si muove Caturano, perché è stato preso come giocatore che possa a fine campionato mettere 15-16 palloni
dentro la rete. Però ti dico una cosa, mister, ieri Toscano appunto a una precisa domanda su Caturano ha detto che venerdì aveva avuto un risentimento alla schiena e quindi lo ha preservato, però da quando l'abbiamo preso che Caturano una volta per una cosa, una volta per un'altra cosa, non so fino a che punto, cioè Caturano non si discutono le qualità, non si discute nulla. Però non so fino a che punto magari l'età si fa sentire, perché sono sempre 35 primavere. Sì, ma scusatemi, hanno fatto un contratto di 3 anni a Caturano, ma sapevano che aveva 35 anni. Allora, il punto è, credo che funzioni, non perché poi la certezza la deve dare solo Toscano. Il punto è che questa squadra non può farne a meno di forte per quando corre, per quanto tempo corre, per quanto pressing fa, per cui attacca il portatore di palla, di chi va a rompere le scatole anche al centrocampista. Ma infatti Forte magari all'inizio, lo sai, in tanti dicevano ma ci vuole l'attaccante che segna, ma il lavoro che fa Forte è un lavoro imprescindibile per l'attacco del Catania, perché ti apre gli spazi con Cicerelle e Lunetta, quindi secondo me Caturano io lo vedo in un'ottica, magari lo sai quando tu la partita è più bloccata, magari puoi mettere l'altra punta magari per riempire di più l'aria, gli spazi, magari in queste 10 partite il discorso, sai, Casasola e Donnarumma non hanno avuto tutti quegli spazi da poter mettere i palloni al centro e quindi fare un gioco per Caturano. Vabbè, Piero, io penso che comunque al di là di tutto ora, dico, si parlava anche qualche giorno fa si parlava del discorso Rolfini, quando entrerà Rolfini, e l'abbiamo visto. Secondo me ogni cosa arriverà al suo tempo. Magari non è stato ancora necessario anche mettere Caturano in campo, perché io da quello che ho sentito dalle interviste Toscano ha detto lui voleva essere della partita, anche se ha avuto risentimento, ha avuto un problema alla schiena. Lui ha detto io mi metto a disposizione, qualora ce ne dovesse essere di bisogno non io ti farà entro. mai il gioco di Forte, ma non quello sicuramente, ma perché infatti come dici il mister, lo scorso anno se tu ti ricordi con Toscano il gioco di Forte lo faceva inglese, lui gioca con questa tipologia anche a Cesena, lui giocava con Corazza, Spendi e Berti, cioè lui aveva questa, quindi il centravanti classico tale di rigore, lui non lo utilizzerà mai, secondo me. Secondo me lo utilizzerà, ma secondo me quando le partite saranno bloccate. No, ti sbagli, secondo me lo userà in una situazione dove tu magari sei, che ne so, avanti tipo di un gol, le squadre più lunghe, secondo me lui la troverà più spazio. Ma lo sai, ragazzi, stiamo parlando di un Caturano, non stiamo parlando di un Rolfini che mi viene di 6 mesi di infortunio. Qua parliamo di un ragazzo che a prima di campionato ha fatto il gol. Quindi aspetta un attimino, e a questo punto qua c'è di capire perché è stato preso, se a lui non faceva il caso. Qualcuno diceva che appunto secondo qualcuno Caturano non serviva al Catania. Io non sono d'accordo. Caturano quando tu ti giri dalla panchina, come diceva il mister, ti giri e vedi un Caturano in panchina. Anche Raffaele ieri diceva questo. Il discorso lascia il tempo che trova, sai perché? Perché ancora non ci siamo ritrovati in situazione dove entra Caturano e ti risolve la partita. Perché se entra Caturano e ti risolve la partita, tutte queste chiacchiere si azzerano. Ma non sono chiacchiere, stiamo cercando di analizzare il perché. Il gioco del Catania. Non la chiacchiera nostra, lo sai, in generale, perché è il pubblico che si fa questa domanda. È naturale, perché Caturano, capocannoniere, te lo porta a Catania a corta braccia aperte, è un giocatore di categoria, è uno e non lo vedi in campo, ti vengono 100 domande. 1000 pensieri. Io vi interrompo e chiedo scusa, torneremo a parlarne tra pochissimo, però ci dobbiamo fermare perché abbiamo l'anima del commercio, la pubblicità che incombe. Quindi chiedo venia, raga, ma si deve fare. Momentino, consigli per gli acquisti, ritorniamo tra poco sotto il cielo rosso-azzurro. La pausa pubblicitaria, ancora un buon pomeriggio e ben ritrovati sotto il cielo rosso-azzurro. Allora, stavamo parlando di Caturano. Sì, stavamo parlando. Invece io volevo leggere magari qualche messaggio, se qualcuno ci ha scritto, e ricordiamo a chi vuole scrivere qualche sms lo può fare tranquillamente. Certo, WhatsApp più che altro.
o WhatsApp o SMS al 388 8292 885. Allora, parlando di Caturano, c'è chi dice che Fabi dice secondo me Caturano giocherà domenica. Le chiacchiere, aspettate, ragazzi, Caturano è un tipo di categoria, sicuramente troverà il suo spazio. Poi c'è anche chi dice che ha indovinato il risultato, la maglietta. Questa è una cosa che si ripete, passiamo purtroppo avanti. ragazzi questo è l'argomento primario, quello della Però maglietta. siccome il risultato l'ho indovinato anch'io, quindi viene annullato. Ok, Non c'entra nulla, dai. La No, maglietta ma che queste sta- sono le regole che si inventa Piero. C'era una postilla nel contratto dove... da rivedere ragazzi, Sì, comunque ma da a Fabri non rivedere gliel'hai di brutto. portato, però Io ho indovinato i risultati gliel'avevamo esatti e i promesso. marcatori. Gliel'avevamo promesso ad Alex, a Fabri, che Se non gliel'avremmo ero dato. Meri, io Hai vinto una magliettina. Che gliela Tirata portavi parte. domenica, gli avevi anche i detto. marcatori ho indovinato. Onestamente l'unico appunto che faccio al Catania è che è troppo sprecona. Vedi Siracusa ieri e anche il Trapani. Poi non ho capito proprio relativo a cosa. Ragazzi, fatemi andare avanti perché qua i Va messaggini bene, ok, sono dai, tantissimi. magari se qualcuno non l'abbiamo letto, rimandatelo che lo rileggiamo. Mary, devi dire a Piero e Ferdinando, siete a lutto che siete vestiti tutti e due di nero? No, è blu. Comunque ragazzi, è vero, questa Io cosa sono è da nero. dire. Siete entrambi vestiti, No, ma dice, ma il stiamo a problema è che lutto. con Piero secondo me dovremmo sentirci prima, perché ogni volta capito con la maglietta bianca tutte e due o la maglietta blu tutte e due, Comunque ieri il Catania, la maglietta verde, sta cosa la dobbiamo, voglio dire la solo una dobbiamo cosa, correggere. che secondo me ieri il Catania ha giocato benissimo, la squadra finalmente, non lo so, o si è amalgamata o si è ritrovata o hanno trovato, sono entrati realmente in simbiosi. Ieri noi ci meritavamo il 4-0 senza dubbio. Ieri 4 gol li potevamo fare, siamo contenti del 2-0, però abbiamo fatto vedere come si gioca. Sono soddisfatta di questo e apriamo e chiudiamo parentesi, raga. Avevamo sempre chi è stato che svalutava sempre il Benevento di qua di là, ma il Benevento piano piano, zitto, forse si dava troppo peso alla Salernitana. Io l'ho detto anche prima nel mio programma, nel senso che secondo me noi a Catania siamo un pochino come i cavalli, parte uno che dà un'opinione, allora tutti seguiamo quell'opinione parlando No, Salernitana. no. Il Benevento non la considerava nessuno. Non è vero assolutamente. No, anche noi, perché io l'ho la messo sempre in Salernitana preventivo. ha fatto gli acquisti per la categoria, attenzione, quindi non è vero. Il Benevento non è stato messo mai da parte. Se ti ricordi bene, settimana scorsa ho detto il Casarano accantoniamolo. È successo quello che è successo. Il Monopoli, lasciamoli stare, sono squadre che alla lunga pensano a salvarsi. Magari faranno la prima partita dei playoff. Dopodiché, Ma loro sono proprio puntati, hanno lì la meta, stanno guardando la meta. Ma chi? Il Benevento. Ma Il difatti, Benevento sta camminando e noi l'abbiamo poco fa sempre un pochino si stava sminuito. delineando il campionato con Benevento come ogni anno. Salernitana quest'anno è stato scritto su tutti i muri che devo fare un campionato diverso, e il Catania che sta rincorrendo anno dopo anno questa Serie B. Speriamo che sia. Quindi queste sono le squadre che alla fine saranno là sopra. Gli altri sono in questo momento vivono sull'entusiasmo e vincono la partita, poi ne perdono un'altra. Quello che non dovrebbe fare il Catania, perché se analizziamo le partite precedenti andiamo ancora ad analizzare il pareggio di Sorrento e la sconfitta di Cosenza. Però, quella è una cosa che ancora dà fastidio. Io ti dico una cosa, mister, la squadra che secondo me è più continua attualmente è il Catania, perché abbiamo la miglior difesa, il miglior attacco, e poi noi venivamo da quel The Black col Cosenza, giusto? Poi subito dopo c'è stato il Sorrento, quindi tutti quanti credevamo che giustamente Poi ci è scivolato il piede in quella partita lì. Però quelle 2 trasferte tra Trapani e Cerignola, dove a Cerignola magari potevamo uscire con un risultato negativo e abbiamo preso il punto, ok? E ci ha dato morale, ma la squadra in casa non concede niente a nessuno. E la Salernitana, come dice lei, Meli, magari dice, sai, era puntata, però ho visto una squadra da centrocampo in su, anche se ti dico la verità, Ferrari non mi è sembrato questo grandissimo attaccante. Vabbè, ma a questo punto vabbè, mi è sembrato questo grande ieri, no, ma ieri è stato. Ma dico, la spendiamo, scusa Piero, Fernando, no, parlo con te dicendoti, spendila tu una parola per la difesa del Catania e per Dini del Catania, perché è giusto spendere
abbiamo elogiato Di Tacchi, abbiamo elogiato Lunetta, ma onestamente ieri un paio di partite la difesa del Catania è mostruosa. La squadra che non subisce un gol in casa, neanche un gol. Sono d'accordo, Rosario, sono d'accordissimo con te. Io, guarda, sicuramente c'è magari chi la pensa in questo modo, dicendo che i campionati si vincono pensando a non prenderle. Poi ci sono quelli che hanno un'altra filosofia, che dicono basta farne uno più degli altri. Dico, sicuramente così va bene, nel senso che non prendi gol, magari a livello dello spettacolo magari non ripaga, perché magari vedi quelle partite chiuse e poi magari soltanto qualche ripartenza e soltanto poi dopo, quando si sblocca, vedi realmente le squadre giocare. Però mi va bene così, nel senso che se è questo, poi si dà merito anche a Toscano, che è riuscito comunque a crearsi proprio con tutti i giocatori un fortino dietro, perché comunque abbiamo visto che da là non si passa. Anche quando abbiamo avuto appunto la Salernitana, che ha fior di giocatori, ieri fondamentalmente li abbiamo annullati nella maniera più assoluta. Ma guarda, io ti dico una cosa, e do merito a Toscano piuttosto che al contrario, nel senso, non do un demerito ai giocatori della Salernitana, do merito al Catania per la partita di ieri. Però ieri, guarda, Toscano ha letto la partita in una forma impeccabile, e mister penso me ne darà atto. Quando tu ti trovi davanti un centrocampo con Capomaggio, Tascone, Ubani, loro avevano una Villa, e il Catania, se tu te ne sei accorto, poi il secondo gol è venuto da un lancio lungo del portiere, non giocando la palla. Il lancio lungo ha messo in difficoltà la difesa della Salernitana, che è proprio traumatica, perché è una difesa che becca la media di 2 gol a partita. Golemiz ha fatto quella cavolata alzando quel pallone a campanile, dove Forte ha letto il tempo, si è inserito, stop, tiro a volo, e quindi poi ha concesso. E il portiere che dormiva. E poi ha concesso tanto, quindi dobbiamo dare atto che quando a volte le partite tu a centrocampo magari hai un avversario piuttosto, con i lanci lunghi, e la squadra oggi come oggi il Catania non si ci può dire niente. È il gioco di Toscano questo, cioè lui costruziona dietro, raga, Dini su 20 rinvii da fondo campo, e 3 li gioca e 17 li mette nella metà campo avversario, non ci scappa. Ma probabilmente ha ragione Toscano, nella serie ha vinto dei campionati così, subendo poco, gol di ripartenza, arrivederci, grazie. E poi quando tu hai fatto il secondo gol, giustamente hai in banchina, ti giri e vedi quei giocatori dove con gli strappi puoi fare altri 2-3 gol. Infatti Roffini da Ausilio hanno avuto 2 palle ciascuno. E torniamo al discorso iniziale, loro non necessita nulla in questo Catania, necessita solo ripigliare tutti gli infortunati e che si remi tutti sullo stesso lato. Lo sai, se poi si va a pigliare il giocatore per chi? No, però ti voglio dire, se tu, ripeto a dire, hai l'occasione magari di mettere in questo telaio un giocatore che ti alza la qualità, non tanto per prendere, perché non devi prendere tanto per prendere, secondo me è tanta roba. Per questo ti dico, ora domenica noi andiamo ad affrontare una squadra, le squadre di Audelli li conosciamo, e Audelli e Toscano metto in grosse difficoltà con un 4-3-3 che è differente del gioco della Serenità. Lo puoi mettere in difficoltà, ma il Benevento ti fa giocare, quindi domenica secondo me si vedrà un altro tipo di partita, più partita rispetto a quella con la Salernitana, perché la Salernitana alla fine, ti ripeto a dire, oltre qualche strappo, no, ma lo sai, ti dico, secondo me non merita neanche la classifica attuale, perché se noi andiamo a vedere gli scontri che ha fatto la Salernitana, giusto, gli incontri, e approssimativamente, cioè, ha vinto qualche partita risicata. Però sai che ti devo dire, che io ho notato una cosa, che il Catania quando magari trova davanti una squadra, no, che vuole imporre il proprio gioco, sa difendersi e sa ripartire, no? Quando invece magari trova una squadra chiusa come Sorrento, fa difficoltà a trovare il gioco. Cioè, capite, è anche un discorso che, e secondo me anche questo sistema, no, che magari si mettono dietro tutti quanti, rubano palla e cercano di ripartire, con le squadre che magari vogliono imporre il proprio gioco e in automatico lasciano più spazi. Secondo me il Catania va a nozze, magari con le squadre un po' più chiuse. Ora io, giustamente, considerando che Auderi comunque è un vecchio volpone di questa categoria e del calcio in genere, io vorrei capire appunto come lui imposterà
questa partita, no? Ma questo ne parleremo poi venerdì nella prossima puntata per cercare di capire. Però questa è la mia analisi. Secondo me con le squadre chiuse fa un po' di difficoltà. Beh, molto evidente, l'ha dimostrato chiaramente che è così. Però la partita con Sorrento, infatti scusa, gli esterni hanno funzionato perché hanno trovato spazi alle spalle, il Donnarumma, il Casasola, alle spalle c'era il vuoto totale, mentre quando poi trovi una squadra chiusa non sanno dove va, sbattono sempre contro un muro. Ecco che sia molto chiaro. E poi ribadisco con certo, il Catania ha tanta qualità, ha tantissima qualità, ma in tutti i reparti, perché sui lanci lunghi, Condivido pienamente. sui lanci lunghi il loro portiere inglese una palla di testa non l'ha beccata. Ne è presa una sola e l'ha buttata fuori. ieri guarda, Gherardi, Ma su cross da fondo campo del portiere una palla non l'ha beccata. Gherardi è stato Ma Gherardi si alternavano ma Scelli vedi che ha fatto una prestazione. Ragazzi, sia Celli che Gherardi hanno i piedi buoni veramente. Nel Però senso che il braccetto di Infatti sinistra Gherardi- Celli si spostava facilmente, che ha i piedi buoni. Gherardi un po' meno a destra, un po' meno perché Celli ha i piedi buoni, spesso fa l'esterno pure. Sì, però attacco, sai che ti devo dire, Donnarumma non era al 100%. ieri mi è piaciuto di più in fase di copertura piuttosto che in fase di impostazione, perché comunque 2 volte ha cercato di far ripartire la squadra con qualche lancio, ma alla fine l'ha sbagliato completamente. Abbiamo regalato 2 volte la palla a loro, ma secondo me era anche un discorso anche dell'importanza della partita. In quel caso il pallone scottava troppo e allora magari con molta fretta cercava di metterlo fuori e poi alla fine l'abbiamo regalato. Guarda, ti dico una Però cosa. dai propri errori poi lui ha capito che magari quel tipo di gioco non lo doveva fare più e affidava la palla a qualcun altro. Ti dico una cosa, Ferdinando, noi ieri è venuta la capolista, no? Tanta agoniata sta capolista, come diceva Mary prima. Abbiamo concesso al 31esimo una palla a Ferraris e al 62esimo quel tiro di Villa. Dopodiché la Salernitana nulla. Poca roba. Quindi ragazzi è anche un dato oggettivo. L'oggettività deriva dal fatto, ragazzi, di cosa ci preoccupavamo prima? Del perché il Catania non rendesse sempre. Ecco, questa è la motivazione. continuità. Speriamo che continui, che si siano calmate le acque, che si vada d'accordo tutti, che la società sia intervenuta, il contratto hanno allungato dei Toscano, abbiamo messo un po' di pace dentro lo spogliatoio e i ragazzi vanno tutti per un verso. E mister, tu mi insegni pure che secondo me lo schiaffo preso a Cosenza è stato oggettivamente utile a inizio campionato, perché poi la partita di Sorrento è figlia del risultato di Cosenza secondo me, ma dopodiché il Catania non si è smosso. Il Catania Piero, sta facendo un cammino. Piero, a Cosenza era evidente che c'era qualche cosa che non andava. Ti mancava a centrocampo qualche magari elemento. noi non lo vogliamo dire, facciamo finta di non capirlo. Che poi c'è stata la travessa di Forte che poteva Non mettere è in che questo discussione. Cosenza dopo quella vittoria ha fatto un altro, dopodiché si è fermata, si è calmata del tutto. Ma non c'eravamo noi in campo, Bravo, Rosario, non c'era- eravamo A centrocampo noi assenti. ci mancava Raga, qualcosina. non basta il centrocampo, raga, non è il problema di spogliatoio. Chiaro, lampante, evidente a tutti quanti. C'è stato l'atto di forza della società con la partita prima del Trapani. Quindi, e ora la squadra, fortunatamente, come ho detto un attimino fa, sta remando tutti per lo stesso verso, perché sennò una squadra che non aveva dove andare. E credo, essendo vissuto per 50 anni nel calcio, credo che stessi problemi ce l'abbia la Salernitana oggi, ma non per la sconfitta, ma per come si è proposta in campo. Ragazzi, una squadra mi è sembrato senza carattere. No. Solo quel Villa cercava di dare qualcosina in più perché magari aveva una bella, ma gli altri totalmente scoppi. Quindi anche là ci Questo saranno io ti dei dico. problemi. Ieri invece dell'intervista a Raffaele l'ho visto molto provato, era molto, molto dispiaciuto, ma secondo me non per un discorso del risultato, ma Per la prestazione. Ma guarda, si vedi. capisce che magari lascia intuire che magari non era contento non per la prestazione, perché io penso che la prestazione, voglio dire, Della rimane Salernitana è stata scadente, dai. Scarsissimo, quello che voglio dire io, diciamo, la partita è normale che alla fine chi la vede, non può pensare che noi abbiamo rubato qualcosa, no? Assolutamente. Deve comunque accettare la sconfitta, deve accettare Alla la sconfitta. fede. Scusa Piero, deve accettare comunque la sconfitta,
Ora sicuramente non avrà visto una reazione della sua squadra, non avrà visto nemmeno che i giocatori avevano quella voglia di riprenderla, perché poi alla fine hanno mostrato il fianco e la partita è finita quello che lì. ti ho detto io, anche loro hanno dei problemi, perché come il Catania speriamo che li abbia superati. Ma Raffaele ha detto la parola magica, mister, ha detto Toscano si gira e hai Caturano in banchina, Pieraccini in banchina, io mi giro e non trovo nessuno. Ma allora quello ma questo è un chiaro e evidente segnale che sta dando alla società. Salernitana non è completa. Sì, ma come se sta dicendo alla società: mi avete dato questo e io questo con questo materiale devo lavorare. Ma è evidente. Ma attenzione, ma la squadra io non penso che questo è un discorso che non va fatto, perché tu di allenatore hai iniziato con quei giocatori, non puoi ora andarti a lamentare di chi hai in panchina o di chi non hai in panchina. Non è una lamentela, Ferdinando. Scusa, è come lo scorso anno Toscano. Tu mi dici a me, io ti piglio a tizio e poi non me lo prendi, io comincio un campionato. La difesa è Scusami Rosario, però te la posso dire una cosa, cioè fin quando eri primo in classifica e 2-4 punti avanti, tutto a posto, ora perché ti senti il fiato addosso. No, lo pensi tu, ma non lo sai dentro lo spogliatoio cosa covava o cosa ci sia. E poi come sono venute le vittorie, sempre ripeto a dire, vedi che la Salernitana a Monopoli con un tiro in porta, il Monopoli era scoppio, cioè il Monopoli non è esistito in quella partita. Quando la Salernitana ha trovato davanti una corazzata, perché per me il Catania è una corazzata, ha trovato le difficoltà. E ricordati che domenica loro andranno in casa, hanno il debito con la Casertana, e la batosta presa a Catania secondo me inciderà molto. Noi guardiamo a casa nostra, giusto, perché noi se andiamo a vincere col Benevento diremo la nostra. E secondo me ci sta. Di questo poi ne parleremo venerdì, anche perché comunque stanno chiedendo secondo voi quale sarà la squadra che il mister lancerà sul campo domenica. Ma di questo ne parliamo di questa domenica, tranne Guaini perché è squalificato. Vabbè, è per forza. Vedremo Aloi titolare. Va bene. E Di Tacchio. Perfetto, io a questo punto vi devo stoppare, ci fermiamo un istante, come sempre si ritorna tra pochissimo con l'ultima parte, anche perché oggi abbiamo le pagelle. Sì. Diciamo che c'è questa novità all'interno di Sotto il cielo rosso azzurro. Tra un pochino sentirete che cosa hanno combinato. A tra poco! Siamo qui all'interno degli studi, ovviamente si chiacchiera tra di noi, si continuano ad esporre i pensieri, quindi i discorsi continuano. E noi a questo punto ditemi voi se vogliamo andare con le pagelle. Sì, così poi li commentiamo. Esatto. Dai, questo esperimento di oggi, vediamo come va. Succede. Dateci voi un giudizio. Allora spieghiamo, noi facciamo ascoltare le pagelle che hanno una durata breve, non è molto lunga, e dopo ci fate sapere che cosa ne pensate. Quindi sto chiudendo i microfoni a tutti, andiamo con le pagelle del 19 ottobre. Dini, voto 7. Non viene impegnato spesso, ma riesce comunque a tenere la porta inviolata. Di Gennaro, voto 7,5. Attento a tutte le incursioni avversarie e non lascia spazi vuoti, sempre presente. Gherardi, voto 7,5. Rimane sempre attento alle marcature e resta concentrato per 90 minuti. Elli, voto 6. Dimostra voglia di fare, ma in fase di disimpegno fa qualche errore, meglio in fase di copertura. Donnarumma, voto 7. Stringe denti e rimane in campo per 90 minuti, mostrando anche le sue doti difensive. Guaini, voto 6,5. Con più personalità del solito, non ne sbaglia una, ma rimedia il solito cartellino giallo che lo manda in squalifica per un turno. Di Tacchio, voto 8. Vince tutti i duelli e annulla completamente Capomaggio. Casasola, voto 8,5. È lui il motore del Catania, anche al 90° vuole cercare sempre la giocata offensiva, instancabile. Lunetta, voto 6. Oggi sono mancati i suoi strappi e non è riuscito a brillare come al suo solito, ma è sempre fondamentale. Cicerelli, voto 10. È suo il merito del gol che sblocca la partita con una punizione magistrale, dove Donnarumma non può arrivare. Forte, voto 9. Spirito di sacrificio, ma mostra le sue doti da vero attaccante sfruttando l'occasione su una svirgolata della difesa della Salernitana, concreto. Toscano, voto 8. Riesce a imbrigliare completamente la Salernitana e dimostra a Raffaele tutta l'esperienza in categoria. I voti dei subentrati. Aloi, 5,5. D'Ausilio, 5. Corbari, 5. Rolfini, 6.
Jimenez 4. E queste erano le pagelle secondo Ferdinando. Chi le ha studiate queste pagelle? Sono curiosa di sapere. Sono state donate dalla redazione. Ok, quindi la redazione ci ha gentilmente omaggiato. Con il contributo speciale di Simona. Ah, di Simona, ok. Va bene. Comunque, al di là di tutto, voglio dire, l'unico voto più basso è quello di Menez, ma è legato soltanto a un discorso di tempistiche in campo, perché ha giocato relativamente poco. Guarda, io ti dico aspetta, una prima cosa. che continui su questo argomento, c'è anche chi avete dimenticato un voto? Perché si stanno pronunciando. Il pubblico. No, un voto manca. E il rullo commenta. Toscano! No, Toscano. 5 hanno messo. 8. Ah, No, otto, no. Toscano 8, perché comunque sta dimostrando che dopo aver trovato un pochettino quello che era la quadratura del cerchio, adesso sta dimostrando che rimane attento su qualsiasi tipo di cosa, ed è molto, l'ho visto ieri anche molto tranquillo dopo quando c'è stata l'intervista, ma l'ho visto concentrato per tutta la partita. Ieri era lui proprio, c'era un attimo che era tarantolato, poi sembrava un tarantolato. Guarda, Il io ti pubblico voglio non è dire la mia. d'accordo dal rullo, dal rullo non sono d'accordo. Ti voglio Vai. dire la mia, le pagelle di Ferdinando. Allora, io la difesa la metterei tutto sullo stesso piano e darei anche un mezzo voto in più a Celli, perché poi alla fine Celli ha fatto un ottimo lavoro e ha fatto una partita super. Al centrocampo, ok, la vedo, e in attacco magari qualche cosina in più a Lunetta, perché Lunetta dopo il 20° si è sbloccato. Poi alla fine sono d'accordo. Però Piero, io per esempio dico, a Cicerello ho dato 10 perché secondo me quella è la chiave di lettura della partita, perché se tu andiamo a vedere dallo stadio, quando poi ha segnato il Catania con quel gol, che non è facile, un gol da quella distanza ci vuole anche coraggio a tirarlo, perché se tu vedi comunque Donnarumma non si aspetta che lui la butta in porta, motivo per cui si piazza 2 giocatori soli nella barriera, capito? Alla fine lui fa poi il doppio passo, perché si aspettava che il pallone lui lo mettesse nel secondo palo, invece lui ha avuto il coraggio di tirare. Da là la partita è cambiata. Perché è cambiata? Perché la Salernitana si è messa poi 15-20 metri più avanti per cercare comunque di aggredire e prenderli alti, e Catania ha trovato praterie aperte. Infatti poi nel secondo tempo, perché poi nel momento di studio, ancora dopo il gol, ancora stavano cercando l'assetto giusto. Nel secondo tempo, se tu hai ben visto, la Salernitana ha cercato subito di provarci, ma il Catania ha trovato praterie. Cioè, vedi, là cambia tutta la partita, e poi da là tu vedi che noi abbiamo creato 4-5 occasioni da rete tutte nel secondo tempo. Guarda, Se la partita là si è aperta, scusami Piero, poi commento questo. Poi voglio dire, il discorso di Celli, secondo me Celli ieri ha sbagliato 2 palle che poteva veramente rischiare di mettere in difficoltà il Catania, e poi in fase di copertura a me mi è piaciuto. Guarda, Celli anche in fase propositiva ha fatto qualcosa di buono, perché scendeva pure a centrocampo, ha fatto delle diagonali ottime. Ma io, guarda, tu hai dato 10 Cicerelli, ma a sto punto sullo stesso piano metto anche Didacchi, per il lavoro che ha fatto al centrocampo, ha provocato anche il fallo che poi Ha rimediato anche un cartellino. Il cartellino è un fallo tattico, e là il mister penso che lo sa benissimo, ci può stare, perché il fallo tattico Era troppo durante la presto, partita Piero, per un fallo tattico a 15 minuti non lo accetto sinceramente. Comunque sono punti di vista. sono arrivate anche le pagelle per voi. Sì. C'è Fabri che vi dà anche lui le sue pagelle. Sarò di 109, Ferdinando 8. Piero, Ferdinando nemmeno la sufficienza. Ma com'è? 4. Buono. Ma com'è sta cosa? Lo sai perché è stato Fabri? Sì. E la maglietta. Ah, avevi ragioni, però la settimana scorsa gli hai detto che E gliela quello è un portavi. fallo tattico, Piero, non lo dovevi fare. Dobbiamo analizzare la partita. Scusami se ti No, prego, no, è giusto, abbiamo solamente Ho capito. giocato. Analizzando la partita non ci aspettiamo mai, non ci dobbiamo mai aspettare una prestazione da 10 di tutta la squadra con il gioco di Toscano, ragazzi. Cioè, quello sì. Poi mettiamocelo in testa tutti quanti, quello è. Lui è programmatico, lui riesce a capire chi si trova di fronte.
poi come giocano le squadre avversarie, come si muovono i giocatori, e da là lui ne approfitta per sfruttare le fasi negative di quella squadra avversaria. Quindi non ci aspettiamo grosse prestazioni. In Serie C si vincono anche così, solo così forse cambiare. Sono d'accordo. Sì, cioè ieri ho visto la partita del Milan, ribadisco sempre, il non gioco totale. Chiudere il cerchio, qual è? Milan 2, Fiorentina 1. Calcio rigore c'era, non c'era, tutto, ma alla fine la partita si chiude con il non gioco. Guarda, io ti dico una cosa, il 10 lo darei sempre tutta la vita alla difesa, lo sai perché il 10 l'8 a tutti, perché una squadra che non ti subisce gol in casa dalla prima di campionato, ieri ha imbrigliato gli attaccanti avversari, non gli ha fatto capire nulla, perché sia Di Gennaro sia però Piero, ascoltami, tu hai ragione, io da difensore dico bravi, bravissimi, non si scherza, perché non ti ricordi, di destra li piglio io, ti anticipo, ti faccio un fallo tattico, non ti faccio muovere, ma questo lo puoi fare solo se il centrocampo funziona. Per questo ho detto Di Tacchio è il mazzo. Se il centrocampo si fa il mazzo con Di Tacchio, con Quaini, che manco a me è piaciuto obiettivamente in queste due partite, però è anche vero che uno che non lascia la difesa sguarnita. Giocava a zona su Capomaggio, quindi si attendava. Non sguarniscono la difesa per nessun motivo. Poi davanti sono loro abbastanza bravi, con Forte che si ammazza la vita e si inventa un gol, con Lunetta che mi fa uno strappo e va a recuperare la palla, quindi in questo momento sta girando tutto bene, ma la squadra oggi sta seguendo l'allenatore, si vede e non si scappa, perché se tu 10 vanno a sinistra e 10 vanno a destra, quella è una strada che non spunta assolutamente. Infatti, se tu hai visto a centrocampo eravamo in anticipo su ogni pallone, bloccavamo le linee di passaggio, quindi ripeto a dire, il centrocampo è la frase nevralgica del gioco, e Di Tacchio ieri è stato super. Di Tacchio ogni domenica è super, ragazzi. No, ieri in particolar modo Di Tacchio ogni domenica, Di Tacchio non sbaglia una partita. Vero. Non si scappano, per me non la sbaglia. Ieri magari ha fatto un po' più fatica, perché magari aveva Capomaggio, che comunque è normale, che è un giocatore che comunque tutti quanti temiamo. Ma lui non si preoccupa. Si preoccupa anche ad offendere. Sì, no, quello ha dimostrato anche più personalità di lui, secondo me. Il centrocampo a 2, il mister mi insegna, è molto dispendioso come gioco. Certo, e quindi loro andavano a 3 perché avevano il play. E noi non ce l'abbiamo il play, quindi il gioco che hanno fatto è stato, secondo me, perché anche, ripeto a dire, Scelli faceva delle diagonali a centrocampo super, quindi per questo dico Scelli ieri ha fatto una partita, secondo me, da 7 intelligente e capire ma Scelli comunque non si discute, al di là del discorso del sono le pagelle fatte così, però voglio dire, tutta la squadra ha girato. Anche se Lunetta, ripeto a dire, nel primo quarto d'ora era un pochettino imballato, non trovava la posizione. Io ti parlo di stanchezza, ci può stare, di prestazione, che poi magari non ha avuto l'occasione, ma però non si tira indietro, non tira dietro i piedi, non dicono oggi questa costetta non la faccio perché mi stanco, assolutamente no, anzi il primo tempo è andato a finire nell'area nostra a recuperare, perché a destra Carasassola era solo contro 2, lui è andato a fare il marcatore, quindi è un ragazzo da ammirare sui sacrifici per la squadra. Guarda, anche io ripeto a dire, Lunetta è forte attualmente, e non li cambierà per la partita ma guarda, io ti dico una cosa, non li cambierà, ma col Benevento noi vedremo poche varianti, o Aloi a centrocampo ripeto a dire, Quaini. Però anche Corbari potrebbe andare, però siccome loro giocano, perché c'è una squalifica in corso, ma se no vedevi sembra la stessa squadra. Ragazzi, ormai si è inquadrato su quella situazione là, come abbiamo sempre discusso qua dentro, sono 5 le sostituzioni, e poi cambiare mezza squadra, ragazzi, non si scappa. E loro chi guarda alle spalle e c'ha i giocatori. Questa settimana il Benevento ha a centrocampo, poi ne parliamo venerdì, a Maida, che è un capomaggio con più qualità, secondo me, Maida è eccezionale. Loro in avanti hanno Mignani, hanno Salvemini, Mangoni, la Mesta, Della Morte. È una squadra, secondo me, molto più completa della Serenità. Secondo me la Serenitana è un fuoco di paglia. No, non te lo lascio dire. Da quello che ho visto ieri. Te lo lascio dire che avranno, come già ho detto, piccoli problemi interni che
si risolveranno o con l'allontanamento dell'allenatore o con l'intervento della società. Cioè non si scappa, ragazzi, perché era palese. Però l'intervento lo fai a gennaio, quindi di qua a gennaio... No, intervento diverso sto parlando. Sì, ti ho capito quello che... Poi la società interviene dicendo amici miei, questi siamo e andiamo. Però i giocatori sono questi, quindi lui si gira dalla panchina... Piero, vuoi vedere che i giocatori sono scarsi per questa partita? No, non sono scarsi, togliamo merito al Catania, credo proprio di no. No, ecco, però voglio dire, la Salernitana, e si è visto in queste 10 partite, in difesa è un disastro. Ragazzi, ma ha 22 punti. Un punto in più del Catania, giriamolo come la ritorniamo al discorso. Secondo me ancora siamo troppo all'inizio per giudicare. Allora, è il discorso che ci sono comunque allenatori che hanno un filo, hanno un pensiero e alcuni che ne hanno altro. Ci sono quelli che dicono va bene, ok, ne dobbiamo fare uno di più degli altri, non si preoccupano di quanti gol subiscono, e chi magari preferisce non prenderle e vincere con un gol di scarto. Ferdinando, sono pensieri. A volte gli allenatori, alcuni la pensano così, cioè non è, sono come ti posso dire, correnti di pensiero che gli allenatori hanno a testa. Però ti dico una cosa, ieri non era il discorso uno in più dell'avversario, perché come diceva anche il mister prima, se finiva 4-5-0 non era successo. Ma la squadra non è scesa. Le occasioni le hai create, quindi in qualche maniera che non ha subito per nulla la Salernitana. Piero, la Salernitana è stata soverchiata dal Catania ieri, chiaro, l'ha subito, quindi lasciamolo stare pagare allora dobbiamo considerare che il Catania è più scarso del Cosenza e abbiamo subito 4 gol, allora è più scarso. Però per dirti non è che è stato è finita lì. Ricominciamo a correre. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Toscano, che non ha dato il baricentro alla Salernitana e ha giocato. Sul 2-0 il Catania giocava. E infatti le occasioni ferma. La Salernitana si è riversata tutta in avanti per cercare di recuperare o riaprire la partita. Ma è normale che poi non ci riesce perché la difesa. Subentrati, Ferdinando. Sì, no, ma perché la difesa del Catania si è chiusa a riccio. Di starci in questa squadra. Normale. È naturale, giusto? Dice aspetta, io in questo ci voglio stare. Quindi cerco di fare gol, perché l'Orfini voleva fare gol a tutti i costi, ne ha sbagliato uno clamoroso. Quindi questo anche da Ausilio, che ha visto il portiere fuori, voleva fare il pallone di destra. Vabbè, può succedere, dai, gli errori a volte li fanno i portieri, a volte li fanno gli attaccanti. Ragazzi, andiamo in chiusura, perché siamo magari se leggiamo fine, qualche messaggio poi così daremo che appuntamento a venerdì. Spazio ai nostri ascoltatori che sono collegati con noi. Allora c'è Armando che dice comunque secondo me ci vediamo al ritorno, e qua devo dire che ci sta. Poi salutiamo anche Peppo Anzalone, che venerdì arriverà a Catania sabato per godersi la partita contro il Benevento. Dice Piero, non ne parlare adesso, non scoprire le carte, di questo ne parleremo venerdì. Poi ancora con Toscano, vabbè, non leggo i commenti, noi con Toscano non abbiamo il play, abbiamo un rec. Io dico, i nostri ascoltatori, devo dire, che giocano con le parole in un modo così consono e carino che strappano tanti sorrisi. E poi sempre, aspettate che vado a cercare. Nel frattempo io volevo dire una cosa prima che andiamo in chiusura, che oggi in videoconferenza c'è stato ci dovrebbe essere domani il rilancio del Catania per Torre del Grifo, e quindi domani si saprà qualcosina in più, perché poi giovedì si chiuderà tutta sta manfrina. Sambradam. Va bene, io saluto Fabri che oggi mi ha fatto sorridere tantissimo. Diamo appuntamento a venerdì. Venerdì ci prepariamo per la partita. Vi vedrò di nuovo Musoni come sempre venerdì? Non lo so, poi questo vedremo. Ansietà. Sarà qualche sorpresa telefonica, qualche ospite telefonico, quindi non scopriamo l'arcano. Va bene, ragazzi, l'appuntamento con Sotto il cielo azzurro è venerdì. Se volete fare qualche conclusione, rosso azzurro. No, Sotto il cielo rosso azzurro, dico, ritorna venerdì dalle 19 alle 20. Vi aspettiamo.
Ci saranno di nuovo i pronostici e le magliettine in palio. Io volevo dire l'ultima cosa. Stavolta il regolamento cambia. Questa cosa la dovete gestire bene, perché però ora me la spiego io. Sta cosa ora me la voglio dire solo una io. cosa. Settimana scorsa avevate detto che gliele avreste portate allo stadio, quindi questo si deve mantenere. Ma questa è una cosa. La consegna era affidata a Piero. Ma guarda, io mi sono fatto mandare l'indirizzo da Fabri. Se Amazon non ha consegnato, non è colpa mia. Addirittura con Amazon è il Corriere Espresso, zio Piero. Non è colpa mia. Guarda qua, va bene. Comunque volevo dire l'ultima cosa per chiudere al mister. Comunque sabato porta una maglietta che gliela dobbiamo regalare a Peppanzalone. Ecco. Ma Peppanzalone di Benevento, chi se ne noi gliela regaliamo, che lui se la porta. Dovete darla. L'abbiamo detto in diretta, raga. L'abbiamo detto in diretta. Sì o no? Io guarda, a Peppanzalone, e io lo voglio tanto bene, gli ho promesso i panini. Perché? Lo sai perché? Perché Peppanzalone, vuoi o non vuoi, domenica Peppe ti fai una bella gita anche tu a Catania, come ma dai, quello con le poppette di cavallo. Ho detto che la Salernitana si riposava e penso che comunque dai, rimandiamo tutto. Invece abbiamo parlato di tutto, come hai detto poco fa tu, tranne che veramente dei tifosi del Catania. Quello devi farlo tu, perché veloce, ragazzi, la mano in pasta dentro, Piero. Guarda, dico una cosa, il pubblico di Catania fa venire sempre la pelle d'oca, e infatti anche ieri stesso era non il 12esimo, il 13esimo, 14esimo, e se domenica sarà ancora di più. Quindi allora continuate e ancora sempre di più domenica. Ma lo sai perché? Perché il pubblico di Catania non è occasionale, è un pubblico che crede. Anche se psicologicamente, secondo me, freddo per quanto poteva essere, inglese, ha sentito la pressione di Catania. Ragazzi, dobbiamo salutare, vi prego, io devo andare al lavoro, quindi diamo appuntamento a venerdì. Andiamo con i saluti finali. Ebbene, salutiamo a tutti, facciamo così velocemente. Comunque Peppanzalone ha risposto, la magliettina la vuole. Non vuole la mortadella e manco le poppette, ho detto vai di cavallo. Va bene, ci vediamo venerdì dalle 19 alle 20, sempre qui sotto il cielo rosso azzurro, insieme a Piero, a Mary e Rosario, se vuole venire quando vuole. Rosario Scaramanzia. Sta andando bene da quando adottiamo questo metodo. Lunedì cercheremo di analizzare una bella prestazione del Catania. Benissimo, buona serata a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao. E forza Catania. Sempre, abbiamo finito, l'appuntamento ritorna venerdì, noi ci sentiamo domani pomeriggio invece dalle 17 alle 19 e per chi vuole questa sera ci vediamo tutti quanti al Villaggio Sant'Agata per una grande serata. A domani, ciao a tutti belli di Bella, forza Catania.